freccia. Mettiamo la freccia. E mettiamo la forno, no? Buongiorno ragazzi. Buongiorno dal vostro ignorantone Lello. Da ieri io sono Lello l'ignorantone. No, vabbè, mi diverto, zio Franco. Ieri mattina non sono. Ciao ragazzi, ieri non stavo con voi, però ho visto un attimo la diretta. Non sembravi tu un diavolato. Indiavolata, urlava, ignorantone. Poi l'ho chiamato. Tu trevo. Fa vedere un pullman. Aspetta, poi l'ho chiamato, e che è successo? Franco, mi ha chiuso il telefono in faccia, ignorantone. Ma perché che succede? Ma stai calmo, non ti pensare al Sassuolo. Zio Franco, devi sapere che la gente a noi ci ama. Ma è tutto così. No, vabbè, ma è normale. Ma lascia stare. Non ti agitare. No, ma io non mi agito. Ti fossi sentito la diretta. Ho acceso veramente le scandate che gridavi. Ignorantone, bello. Ma scusami. La camomilla. Ma scusami. Buongiorno Michele l'ignorantone. Ciao Michele. Michele. Oggi cosa è? Io c'ho 26, il fratello ha detto di ma festa mercoledì 27 settembre. Oh, buongiorno professor Balige, Jerry, grande Jerry. Buongiorno Michele. Ciao Ruggero. Ciao, grazie Michele. Quindi oggi è San Vincenzo, non è ma non è Vincenzo di Serie A o di Serie Vincenzo del vabbè, non esiste. Ho capito. Sì. Olè. 2027, grazie Michele che ci tiene un calendario. C'è Vincenzo De Paoli, ma è Vincenzo, non è Vincenzo. Non lo so. È Vincenzo di Serie B. Oh fra, ci devo vedere. E ho fatto che avrà inaugurato la pista e non potevo venire qui. No. Speriamo che il ministro non dà l'influenza, che se tiene l'influenza non inauguriamo più la pista. Ragazzi, facciamo un sondaggio. Secondo voi siamo in un paese normale in cui questo cristiano non viene e non apriamo la pista? E nessuno si agita. No, vabbè scusa, deve venire il ministro, scusa. Noi siamo qui nada. Allora, i ministri parlano e noi a 90 gradi, prego, siamo pronti. C'è una cosa pazzesca. Andiamo a dare una tachipirina al ministro, ancora che domani a letto. Ma e non lo inauguriamo più, la pista. No, non si può. È come la storia del il tronco sta ancora lì. Il tronco sta ancora là. E questa è un'altra avesterata. A proposito di avesterate, mamma mia, comunque. Che colore? Io è uno spettacolo. Barletti è uno spettacolo. Cari amici, buongiorno da Lello Rosso che oggi è mercoledì e gioca la Juve in Champions. L'Inter si deve vedere Don Matteo. Però non è da Alezio. C'è questa felpa azzurra della Lazio. Però ti sta benissimo. È vero, è il colore dei piedi. Ti sta benissimo, veramente. Questa è una felpa ma un bell'uomo come te sta qualsiasi cosa bene. Zio Franco. Il caffè pagato. Grazie Franco. Da domani comincio la dieta, lo sai? Ieri ho perso 6 grammi. Io l'altra volta, a parte gli scherzi, andai al dietologo e ho già perso 300 euro. Io dici che per i chai non insulta. E le lega dici io voglio per i chai non insulta. Vabbè, dammi 300 euro. Comincio con i 300 euro piano piano. Bello quello, siamo un quadro antico. C'è una figliera. Lascia stare. Quindi per favore una tachipirina al ministro così viene a inaugurare la pista. Ancora che male e non inauguriamo più la pista. Un saluto a tutti i barlettani che state fuori per qualsiasi evenienza, ricorrenza. Auguri. Ricordatevi Barletto. No, Barletto nel cuore. Ehi, guarda questo colore qua. Guarda questo colore. E poi c'è uno da 2 scanetà. Ma tu sei un mese, non a cominciare non ci si confessa. Bravo. Veramente. Ma il pullman me lo fai vedere? Ragazzi, il bus del gate. Vedete, the gate. Ma tu stesso stai stato. Questo che devo portare dietro perché devo controllare. Complimenti, bellissimo. Vedo. Immagina.
Do you speak English? Vuoi imparare l'inglese? Vieni da noi. Cioè puoi anche andare dagli altri, è uguale, non cambia niente. Anzi, sai che facciamo? Chi viene al gate entrando e dice Barletta a Vest c'ha un mese di corso gratis. Buongiorno a tutti, dice il grande Francesco Lanotte sicuramente. Comunque, tutti quanti. Comunque signori, andatevi a vedere il video che abbiamo fatto ieri. Ah, l'ho visto. Siamo andati a vedere, siamo andati a fare una vesterata, una bella vesterata ai due grandi Peppino De Nittis, Giuseppe De Nittis e Giuseppe Garibaldi. Ah, ma Garibaldi dove sarà stato Garibaldi? Dietro la De Nittis, ai giardini là? Sì, nei giardini De Nittis e delle badanti, dei rumeni che stanno tutti da piscina. La piscina, la vedete la piscina raccoglitrice? Ah, vediamo se il pescatore ha fatto già il servizio che dici tu. Quello no, non è. Non è lui. Comunque sai che mo dici veramente io non ci credo, spero che signori, per favore, la gente che incontra Lello e gli racconta tutte le puttanate del mondo, basta, che questo è già creato. Buongiorno addolorata. Che Lello è uno che ci crede alle cose, capito? Dopo ti metti il numero. Quest'albero, questo è vero, questo cespuglio dovrebbe essere un po'. Sì, il cespuglio qua. Qui per favore vanno incontro Lello, facciamo questa cosa. Comunque ragazzi, dopodomani è l'onomastico mio, tutto offerto da Lello il Rosso. Scelta in qualsiasi bar, paga Lello e a Vest. Ah, quindi entri e fai così. Beh, a proposito, San venerdì, Lello San Raffaele, Arcangelo, Gabriele. Ah, ma stai San Lello. Amore! E volevo dire un'altra cosa, che venerdì è una giornata molto molto importante per la mia vecchiarella. Ah, perché? 85. Oh, lei c'è il compleanno a San Michele tuo. E tua madre quando fu il compleanno? L'altro giorno. Auguri, 74, auguri a tua madre. Titina. Auguri signora Titina, di vero cuore. 74, qua c'è 20 anni più di me. Da tutti quanti noi di Barletta Vest vi auguriamo 100 di questi giorni. Ma pure quando sono 26 a Cinema 74, mo morì un grande barlettano, sì. Non so se lo sai, che abita nel palazzo di Bonadies, quello che sta dopo il morì a 106 anni. Perché butti? Ma vai a fare in culo, vai. Buongiorno. Poi dici che io non si parla mai, vedi in diretta. C'è un fazzoletto inutile, a come tu non ci stai uscito, quale ho problema? Siamo noi gli ignoranti, dai. Poi siamo noi gli ignoranti. Questa è la vera ignoranza, cari amici. Non è saper parlare, non è saper. L'ignoranza è proprio questa, la vera ignorantità, il re degli ignoranti, diciamo, il grande Adriano. Vabbè, comunque non parliamo più di queste cose. No, ciao c'è te, ieri mi ha gettato. Madonna! Cioè ragazzi, non lo so se. Oh, comunque mi devo dire che Franco ogni tempo mi paga ma. Cioè ragazzi, io vi dico solamente una cosa, vi devo registrare 2-3 secondi di video quando non funziona internet e Lello prende il cellulare per le mani. Ragazzi, quello che ha dato l'ignorante a Lello si deve far trovare qua quando non funziona il cellulare. 2 secondi. Un bellissimo quadro. Chiediamo al maestro se è buono o non pigliere. Cioè, Lello veramente. No, ma io non sono, è tutto muore, sa tutto muove, come si dice? Sa tutto peggio. Peggio. Frusto Scopanova, peggio. Ah, vedi che bella passeggiata, questi sono turisti secondo me. E quindi venerdì da oggi, ieri per esempio stavo arrabbiato e non lo dissi. Ogni giorno devo dire un detto. E oggi, il detto di oggi, l'ecco che non è fatto, un giro sì. Ah, ecco, questo. L'acqua che non ha fatto, in cielo sta. Questa è la traduzione. Per chi non l'ha capito. Ma se c'è una provocazione. No, ma è vero, ma poi ci sono, ma poi capisco. È come al campo. Io mi chiamavo, dicevo, più in me. Ma stanno facendo la gara? No,
Si va dice. Ah sì, quelle sono. Sì, restanti. Sì, questi sono. L'hanno fatto lo spettacolo. Sì, l'hanno fatto. Dice che è stato molto bello, però. È piaciuto ovunque. Quelli che fanno. Là sta, signore. Quelli che fanno i buffoni. Si può marciapiede no? Sì. Perché? Ah, non c'è il bambino, No, sembra il bambino c'è la spia. E quindi stavo dicendo, quelli che fanno la tastiera, se parli ormai come. Cioè come quando tu vai allo stadio. Tu vai allo stadio, hai detto mai una brutta parola all'arbitro tu? No, mai. Mai. Corno! Dai. Vabbè, sai ieri l'arbitro scout. Non è che non lo sapeva. E così è su Inter, falli parlare. Ti hanno dato dell'ignorante, ti hanno dato. Ma lasciali stare. Dici che non so dire due parole in italiano. Ma scusa, ce l'ha vista invece a quello che l'ha vista? Lascia stare. No, vabbè, ma non vale Vivi e lascia vivere, guardiamo avanti. Bello il challenge. Che cos'è questo challenge? Sergio, Lello, vogliamo. Praticamente faranno sabato. Un bacio a Sergio, l'amore mio. Ciao Sergio. Giorgia, good morning. Good morning. morning. Automatico. Allora, che cosa fanno il challenge? Sentiamo. Niente, praticamente faranno delle. Ma è un'associazione? Sì, no, di preciso non la so. Il 1° ottobre? Il 1° ottobre qua all'anfiteatro ci sarà con i ragazzi della palestra Star Gym, i nostri amici, e faranno delle attività fisiche, lo stretching, tutte queste cose per Star stare Gym, insieme. che cos'è Star Gym? Star Gym è la palestra di chi è? Dove sta? Di Alex Kekuba, dove ci hanno fatto loro i manifesti, ci hanno fatto. Beh, ora faccio vedere la mia mitica cattedrale. Ma a te che sei il mio grande amore, grande, a te che hai preso la mia vita e ne hai fatto molto di più, a te che hai dato senso al tempo. E poi c'è il grande castello. Buongiorno Roberto Sarcina, buongiorno. E poi c'è la blockage. Mezzammi. Comunque ci sarà un'aggregazione di gente, perché l'hanno fatto altre volte e è funzionato tantissimo. Ci sarà domenica 1° ottobre, sì. Poi vi ho messo anche il programma. Chi vuole venire è invitato. Poi, ma a noi ci interessa prima di tutto la cosa che dobbiamo fare noi dopodomani a San Giacomo, che è il giorno di San Michele. Faremo uno spettacolo a dir poco fantastico. In quel po' è la location sotto la San Giacomo, sì, è fantastico. Speriamo che vada bene. Va bene. Enzo Delvis sta guaiando da Davol, sta facendo venire tutti quanti gli artisti, ma che si va arrabbiare da Davol. Chiaramente Enzo Delvis in 2 ore dice a tutti: questo è il programma, programma numero 2. Enzo, sempre il mio buongiorno a te. Quando ti svegli, la sera Leoni, la mattina Campione. Quando mi allontano, a te che sei l'unica amica. Questa è una delle canzoni. Frago, ti posso lasciare sempre a là. disposizione. Anche perché devo dimagrire. Beh ragazzi, oggi sono riuscito a calmare Don Lello che ieri stava agitato. L'hai calmato. No, sono veramente contento della tua presenza, lo sai. Appena a posto, ragazzi. Ragazzi, facciamo gli auguri a chi festeggia qualsiasi ricorrenza, auguri di vero cuore, ma di vero cuore veramente, qualsiasi ricorrenza che voi festeggiate, Nello il Rosso e tutto lo staff di Barletta Aves vi augura il meglio del meglio. Venerdì a San Giacomo, venerdì sera a San Giacomo, domenica mattina a Bescio Castiglio. E poi ci vuole Baroncles. Ogate tutti i day. E a vest. E a vest. Barlit. E a vest. Ciao. Ciao belli.